Ottava giornata del campionato di Serie A femminile di calcio a 5, sfida di lusso, prima contro seconda. L'Italcave Realstatte viene al palazzetto di San Donato Milanese per difendere il proprio primato contro le All Blacks di Riccardo Russo, seconde in classifica, 18 i punti delle ospiti, 16 quello delle padrone di casa, 6 vittorie, una sola sconfitta per la squadra allenata da Antonio Marzella, 5 vittorie, un pareggio e una sconfitta invece per la formazione di casa. È tutto pronto, grande spettacolo, il saluto che vi giunge da Carlo Maurizio. A prenderci il primato Vieira per Vanin, centrale, l'asse d'oro della kick-off, porta avanti la squadra di Russo. Deborah Vanin dopo 1 minuto e 43 secondi l'ha sbloccata la kick-off. Baricentro molto alto della kick-off in questo avvio di gara, scambio ancora non a Vanin, il servizio poi dentro, la chiusura di Massetto Vieira! 14 in campionato per Sofia Vieira dopo 2 minuti e 53 secondi, la kick-off è già avanti 2-0, dunque rimessa. Il destro di Vignoli e accorcia le distanze il numero 17. Dopo 6 minuti esatti torna in partita l'Italcave Realstatte. Si muove Vieira, il servizio è per Pesenti, ora Sofia Vieira, centrale per Vanin, le finte di Vanin, Margarito chiude e sigilla la porta, ancora Vanin a riconquistare il destro! Deborah Vanin 3-1 dopo 8 minuti e 58 secondi, la doppietta del numero 2 di San Donato Milanese, la kick-off è avanti 3-1 e ora rallenta, morde un po' il freno dopo un avvio scoppiettante. Vieira sul fondo, subito in mezzo per Vanin, hat-trick di Deborah Vanin, sempre loro due, Sofia Vieira e Vanin, 4-1 kick-off. Non ha servizio per Vanin, ma questo è un gol meraviglioso, è poker di Deborah Vanin, avanti 5-1 la kick-off dopo 12 minuti e 28 secondi, c'è una mattatrice assoluta, risponde al nome di Deborah, al cognome di Vanin. Proprio per Giuliano Guti. Ruvida ma regolarissima, poi Vieira, pallone che carambola sulla schiena di Giuliano, poi attenzione al destro di Belam, dopo 4 minuti e 37 secondi ha segnato con il numero 12 Belam. L'Italcave Realstatte prova a tornare in partita, 5-2, le finte contro Pesenti, ancora Belam per Giuliano, sempre Belam! La trick del numero 12 dopo 8 minuti e 23 secondi, l'Italcave Realstatte accorcia ancora, 5-3. Parte Giuliano, dice di no Di Biase, che poi però non può niente sul tap-in, facile di Belam, esplode la gioia dell'Italcave Realstatte dopo 9 minuti e 10 secondi della ripresa e 5-4. Nona contro tutti, entra nell'area avversaria in mezzo e arriva il tap-in di Federica Belli. La kick-off torna avanti di 2 reti, il 6-4 che dovrebbe essere stato siglato proprio a un passo dalla porta da Federica Belli dopo 9 minuti e 34 secondi della ripresa. Kick-off 6, Realstatte 4. Chi ama il futsal lo sa benissimo. Servizio per Nona, tu per tu con Margarito. Nona la evita, ancora Nona! Il terzo gol in campionato di Nona, prova a mettere il sigillo la kick-off, 7-4 dopo 13 minuti e 22 secondi. Protetto il risultato poco fa, Vieira, in mezzo c'è Vanin, Mansueto chiude ancora Vieira, Sofia Vieira dentro per Vanin, la manita di Deborah Vanin a mettere in cassaforte i 3 punti per la kick-off, 8-4, Sofia Vieira rifinisce, Deborah Vanin fa solo una cosa, segna tantissimo, 15 in stagione, 5 quest'oggi. Siamo con Alberto Lorenzini dopo la vittoria della kick-off 8-4 contro l'Italcave Realstatte. Allora, partiamo con una considerazione, per la prima volta primato in classifica in solitaria. Sì, prima volta primato in classifica,
stagione è partita non bene e invece poi nel proseguo una serie di risultati molto positivi, compreso oggi che la squadra sta facendo numeri impressionanti dal mio punto di vista. Settimo risultato utile consecutivo, è una squadra che a tratti mostra uno strapotere fisico e tecnico impressionante. E non siamo ancora al top, perché parlavo con mister Russo, lui mi parla di un 50-60% della preparazione. Io non so dove andremo se va avanti così, quindi promette molto bene. Domenica a Terni ci siamo ripresi una grossa rivincita della finale scudetto e oggi contro un mister Tony Mazzella che è un mio carissimo amico, ottima partita, complimenti a Riccardo Russo che ha preparato molto bene la partita. 8 gol alla Ternana, hai detto giustamente te, 8 gol anche quest'oggi contro la squadra che era prima in classifica. Forse quando si parla di possibili miglioramenti ci riferiamo all'inizio di secondo tempo dove vi siete un po' complicati la vita da soli. Sì, all'inizio del secondo tempo vedo che quasi sempre c'è un calo delle ragazze, magari perché si finisce sul 3-0, 4-0 e quindi danno come per scontato il risultato. Dopo, quando vedono una lieve rimonta da parte delle altre, incominciano a reagire o è una medicina o fare molto bene il loro lavoro, diciamo. La miglior medicina è anche avere poi magari Deborah Vanini e Sofia Vieira in 29 reti stagionali. Io direi 2 giocatrici spettacolari. Si alternano a ogni partita, un poker a testa. Domenica scorsa Sofia, 4 gol alla Ternana, oggi Deborah. Sono veramente contento non solo per loro ma per tutta la squadra perché stanno facendo veramente un gran gruppo e questo ci tengo molto. Ci sono dei limiti? Direi di no dopo questo avvio di stagione. La Kick-Off si candida come la favorita di questo campionato? L'avevo detto all'inizio stagione e lo voglio perché adesso vedo la squadra e vedo le potenzialità. E quindi devono crederci loro prima di tutto e per me ci sono i presupposti. Deborah Vanin, una vittoria importantissima che regala alla Kick-Off il primato, 5 gol personali, la domenica perfetta si avvicina molto a questa. Sì, immagino che abbiamo fatto una partita perfetta, no? Come dice Russo, abbiamo giocato benissimo e questo risultato è il nostro lavoro, sempre cercando di fare il meglio. Un avvio di partita feroce, cioè nei primi 10-15 minuti avete dominato l'Italcava Realstat, come avete fatto anche la scorsa settimana contro la Ternana. Forse lì anche il vostro segreto, nell'iniziare con un approccio alla partita che è stato meraviglioso. Sì, io penso lo stesso che il nostro primo 10 minuti abbiamo fatto veramente una partita bellissima. Il nostro possesso palla è stato bellissimo e quindi è uscito tutto il gol, la maggior parte, no? E questo è il nostro modello di gioco. Riccardo Russo però dice che avete ancora dei margini di crescita che potete migliorare. Forse in che cosa? Nell'avvio di secondo tempo dove vi siete complicati la vita, in che cosa ancora la Kick-Off può esprimere qualcosa di più rispetto ad oggi? Sì, per lui mai è perfetto, però è una cosa diciamo che buona, no? Perché lui vuole sempre che lavoriamo sempre di più. E questo è veramente siamo una squadra di Serie A e è questo che si deve fare. Il primo 10 minuti del secondo tempo abbiamo iniziato un po' fredda, non come il primo tempo, però dopo è uscita di nuovo il gol. Abbiamo fatto i conti, con i 5 gol di oggi tu arrivi a 15, Sofia Vieira ne ha fatto solo uno, quindi tu da oggi sei anche il capocannoniere di questa squadra, 15-14. Sì, ma questo non è una briga interna, no? Siamo troppo tranquilli e è così che si ha una squadra insieme. 8 gol alla Ternana, 8 gol allo Stat. Siete voi la favorita in assoluto per il campionato? Questo dipende di come finisci, no? Ma perché arriviamo nella finale dello scudetto dell'anno scorso e quindi immagino che tutte le altre squadre pensano che siamo le favorite. Stiamo lavorando bene e con il risultato positivo penso che siamo sì una squadra forte per arrivare di nuovo nella finale.
Riccardo Russo, dopo la vittoria 8-4 contro l'Italcave Realstatte, 8 gol quest'oggi, 8 gol la scorsa settimana alla Ternana e primato in classifica, una domenica che rasenta la perfezione. Innanzitutto bentornato perché ormai vi abbiamo acquisito, adottati sì, e state portando anche bene, quindi noi allenatori siamo scaramanci. Sì, la squadra sta giocando a mio avviso un calcio a 5 di altissimo livello, a tratti però caliamo di concentrazione, non tanto per i cambi o le rotazioni, sono proprio, non lo so, forse è il lavoro che stiamo facendo. Io penso che a tratti alto livello e a tratti un po' disordinati, e pensiamo che la gara sia finita piuttosto che molliamo sull'attenzione che dobbiamo fare a quello su cui lavoriamo. L'impatto nel primo tempo è stato devastante, l'avvio di gara, non è stato invece lo stesso in avvio di ripresa, forse quando ti riferisci a qualche calo sono proprio quei minuti dal 5-1 al 5-4. Sì, adesso a prescindere, io chiaramente lavorando con la squadra tutti i giorni insieme al mio staff, quindi saluto Manolo che sicuramente ci ha visto da casa sua, stiamo lavorando proprio su questo. Io vedo più questo calo metabologico nell'attenzione di fare quello che sappiamo, è chiaro che non è facile, alle ragazze stiamo chiedendo uno sforzo assoluto, più che per il risultato è proprio questa tenuta se quello che prepariamo sta andando bene con l'avversario dobbiamo tenerlo, dobbiamo continuare senza doverci inventare niente, poi le ragazze individualmente sono molto brave, quindi poi dopo una volta che sei uscito diventa anche abbastanza facile per loro. Hai parlato di individualità, hai le due maggiori e migliori capocannonieri del torneo, Deborah Vanin 15 reti, 14 per Sofia Vieira, con loro diventa tutto più facile. Sì, stanno facendo i gol per tutte, io sono contento per loro, ma comunque è un assoluto lavoro di squadra, perché comunque anche a volte le mandano proprio in porta. Benissimo per loro, benissimo per la squadra, e se continuano a tenere questo ritmo e poi iniziamo a segnare con le altre diventa bello. Anche Nona, 2 gol la scorsa settimana per sbloccarsi, oggi la rete del 7-4 meravigliosa. Sì, Nona secondo me, io la reputo uno dei laterali offensivi più forti del mondo, combatte ogni tanto un po' con questa sua debolezza caratteriale, ma quando va non la ferma nessuno, l'abbiamo visto anche oggi, quando parte e vede la via, io glielo dico spesso, anche nel nostro modello di gioco, quando riordina al centro, dico se vedi la strada vai, che non la ferma più nessuno. Parlavamo prima con Alberto e lui diceva noi benissimo, però Riccardo ci dice che secondo lui questa squadra ha ancora il 30-40% di margine di crescita, è solo mentale o anche tecnico? No, è un lavoro che stiamo facendo ormai da 4 anni, crediamo in questo, io lo faccio come un lavoro, ma alla fine è il mio divertimento e continuiamo ad andare su, stiamo proponendo insieme al mio staff un livello assoluto e di conseguenza non finisci mai. Oggi l'abbiamo visto, alla fine i modelli di gioco che erano stati individuati erano corretti e poi dopo molli perché non riesci, quindi è tutto un continuo rinnovarsi, aggiornarsi e di conseguenza sì, andiamo avanti, lavorando sodo, che comunque il campionato non è ancora iniziato perché si deciderà tutto alla fine, però noi non dobbiamo imparare a giocare ogni partita, ogni secondo, ogni minuto e così ci divertiamo, dobbiamo uscire dal campo soddisfatti e la cosa più difficile è mettere in pratica quello che facciamo in allenamento. Ultimissima domanda, come si sta in vetta alla classifica? No, io lo volevo, anche per me, faccio un po' l'egoista stavolta, l'ho detto alle ragazze, perché ogni tanto questa proposta che stiamo facendo non che disturba le giocatrici, però è molto pesante, sono molto brave e quindi io e il mio staff ci stiamo sforzando tanto, lo volevo anche per me, anche se non conta niente, siamo contenti, stare lì da soli adesso dopo 8 giornate, giusto? Siamo contenti così, adesso andiamo alla nona.